Una bravata di fine anno scolastico è costata cara ad un giovane al momento dei fatti, minore, oggi 18enne, dell'Istituto Lampertico di Vicenza. Come mostra il video girato col telefonino, il ragazzo, tra petardi che scoppiano e le urla di giubilo degli studenti per la conclusione della scuola, non contento toglie dalla sua sedia un estintore e comincia a spruzzare la schiuma un po' ovunque, contro i compagni che ridono ma anche passanti e un'auto che stava attraversando proprio in quel momento. Il giovane però non ha fatto i conti con gli effetti che la sua bravata poteva avere, visto che la scuola ha sporto querela per il furto dell'estintore, mentre la schiuma dello stesso ha costretto alcune persone a ricorrere alle cure dei sanitari, oltre ai problemi per la circolazione stradale. Alla fine lo studente immortalato nel video è stato deferito al Tribunale dei minori per furto aggravato e dovrà pagare una multa di 80 euro per le violazioni al codice della strada, un comportamento però che potrebbe aver avuto anche effetti nefasti sul suo esito scolastico finale.